Ieri domenica del Corpus Domini, ad Agrigento, prima la messa nella chiesa di San Domenico, poi la tradizionale processione aperta dai ragazzi che quest'anno hanno fatto la prima comunione e dalle diverse confraternite della città. Un cammino che si è snodato da Piazza Pirandello, Via Tenea, Porta di Ponte e Viale della Vittoria fino a Piazza Cavour, con la partecipazione dei sacerdoti e dei fedeli di tutte le parrocchie. Lì, quasi a sorpresa, ha raggiunto la sua comunità ecclesiale l'arcivescovo e cardinale Francesco Montenegro per l'omelia. Signore, anche quest'anno vieni tra le strade di questa città a ripeterci il tuo amore e a chiederci se anche noi sappiamo e vogliamo amarti un po'. Tu apri il tuo sguardo su di noi e cerchi il nostro sguardo su di te, perché dove c'è amore c'è incrocio di sguardi, c'è desiderio di riconoscersi sempre, di riscoprire legami e di rinnovare l'unione. Percorrendo le nostre strade, vieni a ricordarci dove possiamo incontrarti sempre. Facci capaci di aprire porte, di abbattere barriere, di superare differenze, di accorciare distanze. Donaci l'entusiasmo di andare incontro a chi è senza futuro, a chi non ha te per affrontare la vita, a chi ti ha perso nel dolore, a chi è stato lasciato ai margini delle strade ed anche ai margini delle nostre comunità. Aiutaci a non costruirci una fede su misura, appagante e consolatoria, a non applicare lenti riduttive al nostro sguardo sulla realtà che ci circonda, la più prossima come la più lontana. Grazie per la vostra presenza e la raccomandazione che vi faccio spesso: portiamo in giro il profumo del pane, perché a noi tocca portare questo profumo. Da noi si dice quando uno è buono come un pezzo di pane. Ecco, guardate quanta bontà si può sparpagliare, e questo è il gioco che preferisce il Signore. È un gioco serio, perché di questo profumo tanta gente ne ha bisogno e tanta lo chiede.